Mandi a Duc, osin a Friuli Doc, con udinparfurlan.eu. La trasmissione in lingue furlane dal comune di Udin. Chiste e la edizione numero 20 e dunque un evore speciale, come che nos conte Antonella Nonino, assessore ai slenghis minoritaris dal comune di Udin. In questa 20ª edizione di Friuli Doc abbiamo avuto veramente le possibilità di stare sempre in Friuli, di cercare robe dal Friuli, vin dal Friuli, birre dal Friuli e tutti che sono i prodotti dal Friuli Vignesi e Giulie. Questa è stata una forte volontà delle amministrazioni che sta di tornare in deur per la migliore indenante, quindi che ha tale origini, veramente ve Friuli Doc come un piccolo expo di ciò che è l'enogastronomia in Friuli Vignesi e Giulie, anche una promozione linguistica per Furlan e con una grande ottica di viaggiatura. Infatti di quest'anno abbiamo potuto vedere per le prime volte il comune di Udin a invitare le città gemelladis a staccare a Viodi, a Circia e a Ciri, cioè che è il Friuli Vignesi e Giulie, dai prodotti promovus in Friuli Doc. Abbiamo veduto anche altre novità, per di une qualche spostamento. L'ERSA storicamente all'occupava Place 20 di settembre, che stanno all'estate in via Marchiat Vieli e secondo me se incontrano anche altri, sarà funzionato meglio, una grande possibilità di camminare per queste belle vie che è come una place dai duchi FS e viodi i prodotti e le soffiartis possibili con l'ERSA. Friuli Doc, una sfida grande anche a chi sta perché us ricordi che abbiamo avuto il 25% in manco di entrate, dite in percentuale nell'ul di noi, 100.000 euro di manco per arrivare a fare con gli stessi successi, con le stesse forze, queste iniziative, all'ul che questa amministrazione ha veramente migliorato le capacità di fare un'eregia tra che sono i soggetti interessati e queste sono le uniche maniere per far crescere queste manifestazioni, forte l'intenzione dell'assessor Venanzi di chiattare le maniere di lavorare meglio con i soggetti privati e sempre manco l'intervento dal pubblico, proprio perché sono i privati che con le loro capacità di promuoversi, con le bontà dei loro prodotti e fanno le iniziative. Anche le agenzie regionali per lingue furlane e ha partecipato a Friuli Doc con events e appuntamenti. Nu spiega Lorenzo Fabbro, presidente de Arlef. L'agenzia è impegnata naturalmente a portare la lingue furlane da tutti gli ambiti sociali, pertanto lei ovviamente il nostro interesse è essere presenti in manifestazioni così grandi e così importanti. Tra l'altro un elemento positivo è stato che quest'anno è venuto dall'amministrazione l'ideale per pianificare un po' di azioni per le lingue furlane e rispetto al passato è un passo in avanti sicuramente importante che si ottenga i risultati. Io che abbiamo avuto la possibilità di programmare con un minimo di anticipo che quest'anno la lingua furlana è sede più visibile dal punto di vista visivo e abbiamo tutto ad anche una serie di iniziative interessanti. Uno degli elementi più interessanti, delle azioni più interessanti di quest'anno è di portare finalmente le radio per Furlan dentro le feste, ma veramente dentro le feste, tal cur de feste è visibile. Radio Onde Furlane con questo progetto in collaborazione col Comune di Udin era presente già di qualche anno, però mai in una postazione così signore e così visibile. Che stanno, anche grazie all'intervento di Arlef, aiutori di Arlef, abbiamo organizzato un vero e proprio salottin sotto dell'Oza da Lionel, dal cur proprio de fieste. Arriveremo, grazie a Onde Furlane, a contare la fiesta in diretta e sentite duci protagonisti. E insomma, une presenze esclusive a Friuli Doc, che da Gnognosauros, presentati dal loro ideatore, Dre Venier. Allora, hai appena finito di presentare Gnognosaurs, che all'ambito di Friuli Doc, un appuntamento per Frus, per cure dall'Arlef, e mi pare che Duccia si sia in divertus a Vonde.
I gnonosaurs sono dei personaggi, dai dinosaurus che fevelin par Furlan, che hanno la caratteristica di essere gnonos, quindi dordei, quindi ogni robe che fanno i va strucchie e loro vivono in un Jurassic disin Furlan, perché prima duccia anche te preistorie, tutta l'era un unico Friul. Dopo i continenti si sono dividuti e ho vinto i continenti che sono come Cumò, insomma. I frus rispondono, sempre bene, con interesse sempre di più o con gli fruttini che sono tutti non dai gnonosaurs e mi domandano di disegnare il loro preferito, quindi ho disares che si chiatin bene con i gnonosaurs. E chist alle dut par Cumò, mandi a duc da Udin par Furlan, pont EU.